Ciao a tutti! Oggi nell'ambito del progetto Sale quanto basta, la cucina delle saline, vi presenterò come si faceva una volta il pane. Allora, faremo il pane con lievito madre. Qua abbiamo due tipi di lievito madre. Questo qua, io lo chiamo Rufus, dicono abbia 150 anni ed è proveniente da un villaggio dell'Istria, perché una volta il lievito madre si passava di casa in casa. Quest'altro invece è un lievito che ho fatto poco tempo fa. Mia figlia le ha dato il nome Chicca. Le nostre nonne e bisnonne nelle saline facevano il pane nelle cosiddette bange. Allora, le bange sono delle casse di legno dove mettevano a lievitare il pane. Ogni volta risparmiavano un pezzettino e lo riutilizzavano il giorno dopo, perciò si può parlare di lievito madre. Difatti il lievito di birra all'epoca non si conosceva ancora nell'utilizzo del pane. Per la preparazione del pane abbiamo bisogno di 310 g di acqua, 500 g di farina, dei quali 450 g di farina bianca tipo 0 e 50 g di farina integrale, ovvero tipo 1. Lievito madre, 150 g e 10 g di sale con, da come potete vedere, l'aggiunta di 10 g di acqua, ma questo ve lo spiegherò dopo. Allora, quello che andiamo a fare adesso è aggiungiamo 150 g di lievito madre nei nostri 310 g di acqua. Mescoliamo bene bene. Possiamo mettere via la bilancia visto che abbiamo pesato tutti gli ingredienti precedentemente. Mescoliamo bene bene il nostro lievito madre nell'acqua, così non rimangono grumi. E adesso ci aggiungiamo la farina. Adesso quello che andiamo a fare è mescolare bene bene l'acqua con la farina affinché non rimangano grumi e poi la lasceremo riposare da mezz'ora a un'ora per poter fare l'autolisi. Perciò dopo sarà molto più facile lavorare l'impasto. Lavoratelo bene, prendetelo dal basso verso l'alto, non avete paura, non abbiate paura. Allora, togliamo un po' l'impasto dalle mani, mettiamo tutto quanto qua. Adesso potete prendere sia uno straccio che un sacchetto e coprire il vostro impasto e adesso mezz'ora lo lasciamo riposare. Il lievito madre viene fatto da una miscela di acqua e farina, nella quale avviene una fermentazione. Rinutrendolo ogni giorno con la stessa quantità, potrete così avere dopo una settimana il vostro lievito. Dalle bollicine potete vedere che è attivo e pronto per l'uso. Allora, ecco qua, abbiamo lasciato riposare mezz'oretta il nostro impasto, abbiamo fatto l'autolisi, perciò abbiamo sfruttato al massimo l'evoluzione del glutine. Adesso quello che andiamo a fare è aggiungere i 10 g di sale con i 10 g di acqua. Così. Adesso mescoliamo per bene. Adesso, grazie all'autolisi, abbiamo anche un impasto molto più elastico e molto più facile da lavorare. Perciò adesso
abbiamo un impasto che è completamente elastico, come ho detto prima, e non si attacca alle mani. E adesso iniziamo a lavorarlo bene bene bene. Non abbiate paura, andateci di forza, che prima della prima lievitazione è bene bene lavorarlo. Adesso lavoreremo il pane fino a quando questo impasto, vedete adesso qua, si sta strappando. Questo non va bene. Il nostro impasto deve diventare molto 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 elastico. Possiamo anche batterlo un po', così gli diamo forza. Ah sì, ho dimenticato di dire prima, ovviamente alla fine ho deciso di utilizzare il lievito madre, quello di 150 anni, giusto così, per rimanere nell'antichità e nella tradizione. 1, 2, 3. Eccolo qua, ce l'abbiamo quasi. Allora, potete vedere che adesso non si strappa più come si strappava prima, no? È molto più elastico, diventa trasparente quando lo tiriamo. Io mi aiuto un po' con un piccolo utensile, eccolo qua, ci facciamo una piccola pagnotta, così, lo mettiamo a riposare. Visto che adesso è sera, io lo lascerò riposare tutta la notte. Lui raddoppierà e dopo andiamo avanti. Allora, adesso abbiamo l'impasto dopo mezz'oretta, un'ora. Se volete, per dargli forza, vi bagnate bene le mani e gli fate così, lo tirate e gli fate le pieghe, fate un giro di 4 pieghe, così gli diamo forza. Vediamo un po'. Così ogni mezz'ora, un'ora potete ripetere l'esercizio almeno 2 o 3 volte. Eccoci qua, dopo una bella notte di riposo, il nostro impasto ha perfino triplicato. L'impasto è bello morbido, potete anche vedere qua le bollicine che si sono formate. Allora, adesso faremo la seconda lievitazione. Abbiamo bisogno di un cesto e di un canovaccio. Col canovaccio pulito andiamo a rivestire il nostro cesto. Potete anche trovare i cesti, quelli rivestiti di cotone. Mettiamo la farina, prendiamo il nostro impasto, lo pieghiamo al libro, così. Allora ci aggiungeremo un po' di farina che è abbastanza attaccaticcio. Lo pieghiamo, gli facciamo prendere un po' la forma del pane che volete avere, lo infariniamo bene 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 così non si attacca allo straccio. Consiglio di infarinare anche un po' lo straccio
E adesso questa è la parte bella che andrà capovolta verso giù. Io gli faccio ancora una piega perché è abbastanza umido, così potete anche fare un po' di pieghe. Rinfariniamo e copriamo, lasciamo riposare per un paio d'ore fino a quando non avremo duplicato il volume. Qua abbiamo Adam. Adam, cosa fai? Sto preparando il fuoco in un forno a legna che avrà l'età delle nostre nonne di quando facevano il pane con lievito madre. Potete dare un'occhiata. Ecco qua la nostra pirofila che adesso andremo a scaldare almeno 20 a 30 minuti prima di infornare il pane. Allora, qua siamo andati a prendere il pane, adesso è lievitato, potete vedere che è raddoppiato. Carta forno, perché con la carta forno dopo lo metteremo nella pirofila bollente. Siccome i forni erano comuni, le famiglie possedevano questi stampi per marcare il pane. Così, mentre il pane si cuoceva nel forno, le donne potevano andare a fare altre cose. Chi non era in possesso di stampo disegnava sul pane. Allora adesso delicatamente tiriamo giù. Da prendere la pirofila calda, talmente calda che ha perfino cambiato colore. Adesso lo cuociamo coperto per 15 minuti per poter mantenere l'umidità. Dopodiché proseguiamo la cottura per altri 15 minuti senza coperchio. Finita la cottura, raffreddiamo il pane e buon appetito!